Quanto vuoi? Amici furlans bentornati sul canale web. We affronteremo due argomenti che sono che poi discutu queste settimane. O tacchen fevelant de trasferimento di aziende storiche di Chiarnie che producono l'ISS di Raveo, che ha deciduto di sierrare il suo stabilimento Chiarniel per trasferire la produzione in un posto là che le burocrazie gli mancano, i costi di tassazione previdenziali sono un lavoro inferiore e che questo non è tanto distante dai nostri confini e all'Austria. Chi sta là scatenato un bel po' di dibattito, là che spicca per il momento le assenze di un'opinione delle bande di maggioranza che guida le regioni e là che il presidente ha la delega dall'assessorato delle montagne che pare di occuparsi di questi robi e che, come vi già dite, su questo non ha dite per aule, e di che altri invece si sta scatenando le polemiche delle bande dei rappresentanti dei partiti italiani di centrodestra che dicono che invece si sarebbe potuto fare anche in queste circostanze attivando lo strumento di fiscalità di vantaggio. Chi non porta il punto di vista di Patria Furlani di questa fiscalità di vantaggio dai Heinz in cui calere presidente Tondo si è fevelato ma non si è mai concluso niente. E perché questo? Perché questa fiscalità è stata un po' come una cuviarte ma talmente corte che ogni giorno ha cercato di tirare le sue bande. La fiscalità di vantaggio è stata declamata mo di Trieste, mo è stata declamata dal comune di Gorizia, guidato sempre dal centro-destra, mo dal sindaco di Tarvisio che le voleva nome per il suo comune. La nostra opinione è che la fiscalità di vantaggio è di sé una condizione che ha di sé portate in maniera comune a tutti gli saris svantaggiati delle regioni furlane, non possono contingentate a nome a pox lux, perché la crea zone piccole come Tarvisio nome o Gorizia nome, all'uldi crea scompensi su tutte le altre zone, quindi bisogna, è necessario che tutte le monti furlane, quindi le monti dal Pordenonese, le Chiarnie, le Svaladis Nadison, le Svaladis de Tor, e vengono dichiarati aree svantaggiati e su questi aree bisogna che le regioni e domande di deleghe al Parlamento romano facendo modifiche vere sta statuto regionale e concordarli con l'Unione Europea finché siano imponuti le condizioni per un nuovo sviluppo che l'ha di sé creato facendo sì che siano in condizioni fiscali, previdenziali e di spese, quindi carburanti eccetera, che siano più o meno pari a quel che può avere un'attività in pianura. E questo è un aspetto delle politiche regionali di queste settimane, che l'altri aveva sentito le proposte dal ministri Miniti e del nostro presidente regionale di dare un incentivo di 3.500 euro ai richiedenti asilo affinché tornino a casa loro. Belle idee, ma non volersi in voi di capire come Patria Furlane è troppo praticabile, perché non sono mai tanto un spot per incoccare un'altra volta i furlani. Un richiedente asilo non è un rifugiato, è una persona che è in attesa di identificazione, quindi può presentarsi dagli uffici di questori furlani mostrando un'identità che possei perché cosa vengono anche false e non ha quindi neanche ne sono diretto riconosciuto dal Stato italiano. Perché quindi là dai 3.500 euro se una persona che non è stata né riconosciuta né neanche in posizione di vantare res? Perché vengono di tirare fuori bes di stassi dai furlani per tornare a mandare a casa che il Stato italiano non è stato in grado di fermare e controllare le sue frontiere? E qui non si garantisce anche che queste persone al già di una conte dopo il spariti
Qui che non dice che queste persone non vedi dato una falsa identità e quindi arrivedi a incassare chi sbes dal suo paese con un altrettanto falso concorrente e dopo magari tornare a chiattarsi un'altra volta dentro i nostri confini qui bes che vengono. Questi non sono mai in tutte le assurdità e gli ennesimi sposi elettorali del nostro presidente Serracchiani. Mandi a Miss Furlanos.